Fiorenti, la possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Varago. Si vede Aymen aggredire Elia Fiorindi che si difende uccidendolo, spiega l'avvocato Crea che assiste il 18enne in carcere. L'attesa ondata di maltempo ha già colpito in queste ore le zone dell'Alta Marca, forti raffiche di vento, grandinate, nubifragi, disagi e danni da Pieve di Soligo a Sernaglia della Battaglia. All'uscita del supermercato Salgareda sorprende alcuni giovani mentre gli rubano lo scooter, li rincorre e li affronta, ma viene aggredito e picchiato, 55enne in ospedale, caccia i responsabili. Fa discutere nella Marca la provocazione del presidente dell'associazione Furti in Corso che appende il cartello fuori casa citando l'articolo del codice penale che consente l'arresto ai privati cittadini. Impossibile per i comuni prendersi carico da gennaio delle pratiche del nuovo assegno di inclusione, ad affermarlo il presidente di ANCI Veneto Mario Conte che lancia l'ennesimo appello al governo. Primo caso di West Nile accertato quest'anno nella Marca, infettata una cinquantenne della zona di Sant'Antonino a Treviso, sta bene, già effettuata la disinfestazione. Arrivato dalla Nigeria con un barcone nel 2016 è riuscito a coronare il suo sogno di formare una famiglia e diventare musicista. Il racconto di David: ho visto morire troppa gente, i viaggi della speranza si trasformano in un inferno. Oggi 94 candeline per Giancarlo Gentilini tra nostalgia per la Lega Nord e comprensione per l'apertura a diritti e immigrazione dell'attuale sindaco Conte. L'importante, dice, è non vendersi per la carriera. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli li avete sentiti: la cronaca in primo piano, omicidio di Varago dopo quasi 3 mesi dal delitto di Aymen Adda Benameur. È spuntato un video che confermerebbe la difesa di Elia Fiorindi, che ha sempre dichiarato di essere stato per primo aggredito dalla vittima. La visione delle immagini rappresenta fedelmente quello che Elia ha raccontato sin dall'inizio, non solo davanti al giudice con la presenza del difensore, ma immediatamente al pubblico ministero subito dopo i fatti. Un video di una telecamera privata, ora nel fascicolo di indagini, avrebbe ripreso i 2 giovani che camminavano fianco a fianco. Poi è accaduto qualcosa e la vittima, Aymen, 17 anni, avrebbe preso per il collo Elia Fiorindi, 18 anni, strattonandolo e minacciandolo con un coltello in mano. Pochi istanti dopo, tra i due, scoppia una violenta colluttazione. A quel punto l'omicida avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte il 17enne all'addome, alla schiena e sotto l'ascella. Aymen è morto poco dopo in un giardino pubblico. Nessuno scampo per lui, i colpi sono mortali. Immagini che farebbero sperare il 18enne in carcere dall'11 maggio. Devo dire, quando è emerso, quando noi abbiamo saputo che c'era un video e che Elia, devo dire, ha tirato più di un sospiro di sollievo, perché diciamo per lui era la conferma di quello che ha sempre dichiarato, per cui ovviamente come dire, affronta questa fase cautelare in maniera un po' più sollevata. Tutto era nato per l'acquisto di un panetto di hashish. Quello che si sono detti in quel momento e che poi ha scatenato l'aggressione forse non si saprà mai. Certo che continua a mancare all'appello il secondo coltello e il cellulare della vittima, spariti poco dopo il delitto. I carabinieri nelle settimane scorse hanno controllato varie zone anche sul Piave, ma senza nessun esito. Presi da chi e per quale motivo? Quali sono adesso i vostri prossimi passi dopo, insomma, questo video che comunque è importante per voi? Beh, tanto direi di aspettare la chiusura delle indagini preliminari, perché qualche altro elemento potrebbe sempre riemergere. Non ci dimentichiamo che mancano all'appello ancora un cellulare e questo coltello che secondo noi e secondo Elia sin dal primo momento esisteva già. Quindi attendiamo anche questo ulteriore eventuale risvolto delle indagini e poi faremo le dovute considerazioni prima di affrontare il processo. Il video è stato sottoposto ad una consulenza tecnica da parte di un perito nominato dal pubblico ministero Davide Romanelli, una perizia che secondo l'avvocato Luciano Meneghetti, il legale della famiglia di Aymen, dimostrerebbe invece l'aggressione omicida di Elia. Il video, chiuse le indagini, potrà dimostrare la verità di quel tragico giorno. Ed ora torniamo invece a parlare del maltempo, perché ha colpito per l'ennesima volta il quartier del Piave, la Vallata. Il maltempo annunciato da oggi pomeriggio con fenomeni intensi fino alla mattinata di sabato. Alberi abbattuti e strade chiuse a Farra di Soligo, via San Tiziano, via San Giorgio, via Verdi in direzione Sernaglia. Intorno alle 17 invece una violenta tempesta di pioggia e forti raffiche di vento ha causato danni soprattutto a
Pieve di Soligo, nella zona del Patean, alberi a terra, nelle zone di via Chisini e via Brandolini, capannoni scoperti, allagamenti, una ventina le segnalazioni da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo ora al telefono collegato con noi il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan. Sindaco, buonasera. Buonasera. Sindaco, sì, non c'è detto tregua? Bene. No, purtroppo no. Adesso siamo riusciti a liberare le strade, quindi la viabilità in questo momento è percorribile e sicura su tutto il nostro comune. Ci sono ingenti danni però alle fabbriche e soprattutto nella zona appunto del Patean abbiamo potuto constatare tetti scoperchiati. Alcune zone anche a Solighetto hanno avuto delle coperture scoperchiate. Adesso so che i vigili del fuoco stanno ultimando il giro di perlustrazione insieme alla nostra protezione civile, che ringrazio entrambi perché veramente sono stati efficienti nell'arrivare prontamente a risolvere il problema. Sindaco, sono danni che si sommano a quelli già avvenuti proprio nei giorni scorsi con l'altra ondata di maltempo, con quella bufera e quella grandinata che si era battuta proprio nel suo comune. Sì, infatti le aree colpite sono pressappoco le medesime e fortunatamente non ci sono danni a persone e animali perché anche un maneggio è stato colpito da questa violenta tromba d'aria, però fortunatamente nel sopralluogo che ho fatto prima non c'è stato nessun ferito né tra gli animali né tra le persone. È un susseguirsi purtroppo di eventi di questo tipo che non ci lasciano tregua. Senta, lei diceva al lavoro insomma anche la protezione civile e ci diceva che molte aziende sono state danneggiate da questa ultima ondata di maltempo. Sì, non riusciamo ancora a avere il conteggio esatto, però di persona ho già visto 4 aziende con le proprietà che stavano valutando i danni e stavano intervenendo con i primi interventi di messa in sicurezza perché sono questo fenomeno che si è caratterizzato non tanto per grandine ma per vento e pioggia ha scoperchiato i manti di impermeabilizzazione e di copertura di queste aziende. Ecco, fra l'altro l'allerta, lo ricordiamo, che andrà avanti fino a sabato, per cui insomma c'è la preoccupazione adesso, Sindaco, prima di chiudere, la preoccupazione anche per domani. Certo, anche per la notte perché si sta già presentando un'altra perturbazione per cui resteremo svegli e probabilmente attiverò fin da ora il COC per le prossime ore. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie, buonasera. Noi andiamo avanti, lo avete sentito, purtroppo l'attenzione è davvero massima per queste ore, soprattutto in quelle zone, ma non solo, abbiamo visto l'allerta maltempo. E noi andiamo avanti con la cronaca. Aggrediscono un 55enne dopo che questi li ha accolti mentre tentavano di rubargli il motorino, un diverbio sfociato poi in un'aggressione che ha richiesto l'intervento dell'ambulanza. È quanto successo ieri sera a Vigonovo di Salgareda. Era andato a fare la spesa in un supermercato di Via Veneto a Vigonovo, frazione del comune di Salgareda. In sella al suo scooter l'uomo, un 55enne del paese, era stato raggiunto dalla moglie in auto. Una volta uscito dal negozio, però, la scioccante sorpresa. Una banda di ragazzi gli stava rubando il motorino. Salito a bordo dell'auto della moglie, l'uomo li ha raggiunti in un parco poco distante, dove i ragazzi erano riusciti a trascinare la 2 ruote. Senza esitare ha affrontato i ragazzi, ma il diverbio è presto sfociato in un'aggressione vera e propria nei confronti del 55enne. Colpito a diverse parti del corpo, sono dovuti intervenire i soccorsi del SUEM 118, che hanno portato l'uomo all'ospedale di Treviso, mentre i giovani facevano perdere le loro tracce. Non sappiamo ancora neanche chi sono i ragazzi, perché non sappiamo se sono ragazzi, innanzitutto se sono minorenni o maggiorenni. Non sappiamo neanche da dove provengono. Cosa importante è che la persona stia bene. La persona che conosco abita in centro a Salgareda, so chi è. E soprattutto che ne veniamo a capo
di chi sono, insomma. Indagini in corso dunque per accertare l'identità dei ragazzi scappati prima di essere colti in flagrante nei vigneti oltre la recinzione che delimita il parco. Secondo le prime ricostruzioni pare fossero in 3 ad aver commesso il tentativo di furto. Un fatto, fa sapere il sindaco, che in un paese tranquillo come Salgareda non era mai accaduto. Uno scasso, un'aggressione a un anziano che si trovava da solo in casa, queste sono cose pericolose. Qui c'è stata non so se neanche se è stato un tentativo di furto o una bravata, vogliamo capire adesso dalle deposizioni di quello che è successo. Allora, se è stata una bravata, io spero che i genitori almeno provvedano loro a quello che... Se li troviamo, perché non sappiamo, e vadano condannati assolutamente. Una provocazione ma anche un invito ai cittadini a fare altrettanto, quello di Christian Demma dell'associazione Furti in Corso, che all'esterno della sua abitazione ha appeso un cartello rivolto ai ladri. Nessuno ha intenzione di sostituirsi alle forze dell'ordine, ma bisogna iniziare a tutelarsi, dice Demma. Furti in Corso con il suo presidente Christian Demma fa un passo ulteriore nella lotta a questi reati con l'esposizione all'esterno della sua abitazione di un cartello che richiama l'articolo 383 del Codice Penale, forse sconosciuto ai più. Ogni privato di cittadino può arrestare una persona se la stessa commette un reato perseguibile d'ufficio, quindi in flagranza di reato, che può essere una flagranza impropria, una flagranza di quasi flagranza, cioè ci sono queste virgole. Allora, questo è un articolo molto complesso a livello giuridico. Nel momento in cui io invoco questo articolo, io posso, tra virgolette, trattenere la persona nel minor tempo possibile affinché non arrivino le forze di polizia, e quando chiamerò il 112, numero unico di sicurezza, devo anche specificare a loro che sono diventato un pubblico ufficiale in base a questo articolo. Demma sottolinea più volte la complessità dell'articolo, invitando dunque i cittadini ad informarsi per capire quale sia l'ambito nel quale muoversi nel caso si intenda applicarlo. Questo è un sunto, e sono già 6 pagine per un sunto di tutto ciò. Perché? Perché nel momento in cui io invoco l'articolo 383 del Codice Procedurale Penale, divento in quel momento un pubblico ufficiale, quindi con tutti gli oneri e onori della situazione, quindi devo stare attento a qualsiasi cosa mi muovo. Demma promette che questo non sarà l'unico cartello appeso all'esterno della sua casa. Io tappezzo tutto intorno in maniera che da qualsiasi parte entrino, sanno che se poi altri vogliono informazioni possono informarsi col Codice di Procedura Penale, però anche tramite i giuristi, o noi come associazione siamo disposti anche a dare un aiuto per capirlo. Furti in Corso organizzerà degli incontri online e metterà a disposizione delle brochure per conoscere meglio l'articolo 383, ma questa è l'estate più difficile degli ultimi anni sul fronte dei colpi in case e attività commerciali, e i cittadini sono stanchi, spiega ancora Demma, consapevole che questo suo gesto accenderà un dibattito non solo nell'opinione pubblica. Una provocazione o un invito ai cittadini a fare altrettanto? No, inizialmente è una provocazione, ma io invito anche i cittadini, sempre sapendo bene a cosa vanno incontro se poi effettueranno questa situazione, di tempestare tutti i cancelli e le cancellate di questa cosa, in maniera che anche questi delinquenti sanno che iniziamo a essere preparati anche noi. Si aspetta qualche chiamata importante? Penso proprio di sì. Sono pronto, nel senso che me lo aspettavo e volevo anche un po' questo, perché in maniera che poi la gente capisca che la giustizia che viene chiesta è vera e bisogna anche attuarla. Io mi auguro che anche il ministro Nordio potrebbe anche chiamarmi avendo il mio numero. E sul cartello antiladri abbiamo sentito l'avvocato al Nava che chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 383 del Codice Penale. È vero che esiste questa norma, ma che appunto va contestualizzata in situazioni assolutamente eccezionali, per le quali peraltro il cittadino dovrebbe essere informato sia di quei reati che consentono l'arresto in flagranza, in quasi flagranza, obbligatorio o facoltativo. Quindi dovremmo star qui sinceramente un'intera giornata per spiegare dei passaggi che non possiamo neanche pretendere che vengano poi compresi appieno o memorizzati da cittadini che svolgono altre attività. L'avvocato Alessandra Nava sottolinea la complessità dell'articolo 383 del Codice Penale richiamato nel cartello affisso dal presidente dell'associazione Furti in Corso all'esterno della sua abitazione, e contemporaneamente l'illegale evidenzia come i cittadini non possano conoscere ogni aspetto della norma. Richiama una norma di legge che è una norma
di carattere assolutamente eccezionale, che consente effettivamente al cittadino questa facoltà, cioè quella di operare un arresto in caso di flagranza, però soltanto nell'ipotesi di commissione di reati che sono perseguibili d'ufficio. Importanti le tempistiche con cui si avvertono le forze dell'ordine, ma altrettanto importante e specifica, l'avvocato Nava, è che il cittadino non adoperi sistemi di restrizione della libertà del presunto ladro. Dunque molti aspetti che vanno attentamente presi in considerazione per evitare possibili rischi. E si venga poi a credere nella possibilità di agire al di fuori dei limiti normativi, che sono ben specificati. La risposta all'insicurezza dei cittadini, aggiunge ancora l'avvocato, spetta al governo e ai suoi organi preposti. La risposta giusta e corretta è quella di pretendere effettivamente che le leggi siano certe, che il giudizio sia veloce, che la pena che viene erogata sia effettiva. Poi è necessario, cosa che lo Stato si impegni a devolvere maggiori risorse sia per le forze dell'ordine e sia per la magistratura e tutto, insomma, il comparto giustizia, perché le norme, guardi, esistono e sono già abbastanza gravi. Continuiamo con la cronaca. Falliscono l'assalto al bancomat ma riescono a rubare una cassetta con circa 1 migliaio di euro. È il colpo messo a segno da una banda di ladri la scorsa notte a San Fior. Il rumore di un ferro che cade a terra nel silenzio della notte, poi un forte boato, una macchina che si allontana sgommando. È la sequenza che ha messo in allarme i residenti vicini alla filiale di Banca Prealpi a San Fior. Era circa l'1:30 quando dalla strada si è sentito il trambusto. I ladri avevano piazzato una marmotta esplosiva nell'erogatore del bancomat, una sorta di bomba artigianale composta da un ferro metallico con all'estremità un cono contenente della polvere da sparo che ha la funzione di far saltare in aria il bancomat per riuscire a rubare i soldi. Piano che però non è andato in porto. Lo sportello automatico non è esploso ma è bruciato. Anziché desistere, la banda ha scassinato la porta esterna della filiale e una volta entrata ha preso una cassetta con all'interno del denaro in contanti, ritrovata poi a Fontana Fredda. 1 migliaio di euro l'ammontare della refurtiva che i malviventi, presumibilmente 4 o 5 persone, sono riusciti a portare via. Scappati a bordo di un'auto di grossa cilindrata, sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare gli autori del colpo. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la vettura in fuga. Impossibile per i comuni prendersi carico da gennaio delle pratiche del nuovo assegno di inclusione, ad affermarlo il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che lancia l'ennesimo appello al governo. Il rischio è la paralisi, no? Perché poi qualcuno deve attuare le iniziative del governo, però non possono essere sempre i comuni gli interpreti di queste iniziative. Comuni con gli organici già all'osso, se dal 1 gennaio, con l'avvento dell'assegno di inclusione che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, una parte del lavoro finora svolto dall'INPS verrà delegato, come prevede l'attuale norma, agli uffici dei servizi sociali, nei municipi sarà il caos. È Mario Conte, nella veste di presidente dell'ANCI Veneto, a lanciare l'allarme. Una misura vitale per chi la percepisce non può essere gestita da enti, i comuni già oberati, dice. Concordiamo sul fatto che andava rivisto il reddito di cittadinanza, siamo un po' perplessi sulle modalità di applicazione del nuovo intervento sociale, perché se dovesse ricadere ancora una volta sul personale dei servizi sociali dei comuni, il problema diventerebbe nostro e francamente oggi non siamo in grado di garantire un servizio che per i cittadini è essenziale. L'appello che faccio al governo è quello di rivedere le modalità. In Veneto e in generale al nord i numeri del reddito di cittadinanza non sono esorbitanti. I nuclei percettori, tolti gli oltre 2000 cancellati in questi giorni tramite l'ormai famigerato SMS dell'INPS, sono nella nostra regione poco meno di 33.000, ma anche solo qualche centinaio di pratiche, secondo Conte, rischierebbe di mettere in crisi gli uffici cui verrebbe demandato un ruolo di valutazione di ogni singolo caso. Il grido di allarme che viene sollevato dai sindaci o anche
in questo caso dal Presidente Conte come ANCI Veneto, e chiaramente è un grido d'allarme assolutamente da ascoltare, quindi per quello che potrò, insomma, come direttore regionale dell'INPS me ne farò carico. Tra l'altro, i 2.141 nuclei familiari a cui il reddito è stato sospeso devono, in caso di figli, provvedere ora a presentare domanda per l'assegno unico, che prima veniva erogato automaticamente, un altro ostacolo che il direttore regionale dell'INPS si impegna a fare presente. Oggi pomeriggio chiamerò in direzione generale dell'istituto per capire se ci sono le condizioni e quali siano eventualmente per facilitare i cittadini e le famiglie. Primo caso di infezione da West Nile, la cosiddetta febbre del Nilo nella Marca in quest'estate, ad essere punta da una zanzara portatrice del virus, generalmente trasportato da zanzare comuni. È stata una 50enne trevigiana residente nel quartiere di Sant'Antonino. La donna non presenta sintomi preoccupanti, tanto che non si trova ricoverata in ospedale, ma sta trascorrendo la convalescenza nella sua abitazione. Il caso è stato segnalato ovviamente dall'azienda sanitaria al Comune di Treviso, a cui spetterebbe la disinfestazione della zona nei pressi della residenza della paziente, fatto salvo che resta difficile stabilire dove e quando la donna sia stata punta. Gli uffici municipali hanno già appurato che nel quartiere sono stati eseguiti proprio ieri degli interventi di disinfestazione che non rendono necessaria in questa fase un'ulteriore uscita. E continuiamo sempre con la cronaca. 83enne di Loria in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco dopo un incidente avvenuto ieri sera. Stava percorrendo la ciclopedonale in sella alla sua bici, poi improvvisamente, per cause da accertare, l'urto con un paletto metallico dissuasore e la caduta rovinosa a terra. A peggiorare la situazione l'età del ciclista, 83 anni. L'incidente ieri verso le 21 a Loria. A notare a terra l'anziano del posto, un passante che ha subito chiamato i carabinieri e i sanitari per i soccorsi e gli accertamenti del caso. Le ferite riportate sono serie. L'83enne si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Castelfranco. Ed incidente questa mattina a Valla di Riese Pio X, un pedone è stato investito da un camion e il piede dell'uomo è finito sotto il mezzo pesante. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Treviso, dove si è intervenuti per salvare l'arto, visto che la circolazione era gravemente compromessa. Ed ora la storia di David Blessed, è un giovane nigeriano che è arrivato in Italia con il barcone per inseguire il sogno di diventare un cantante. Ho visto morire tante persone durante la traversata, tante violenze e tante ingiustizie, ci ha raccontato. È il sorriso di David a raccontare la sua felicità, quella di essere sopravvissuto ad un viaggio in un inferno di morte e violenze. In questa canzone racconta quei giorni terribili. Il mio viaggio è molto difficile. Voglio dire che delle persone non fanno questo viaggio perché è molto terribile, molto brutta. Anche questa pelle di noi si tratta come animale. Ha visto gente cadere dalle auto, passando nel deserto, donne costrette a prostituirsi, persone picchiate e imprigionate. Lui nel 2016 è arrivato in Italia ed ha conosciuto Nadia. Astri nella notte, voce per me. Girl, you are my superhero. Girl, you are my superhero. L'ho conosciuto in un workshop di teatro della mia regista, del gruppo Ailuros, che fa del teatro immersivo, di sensibilizzazione, e quindi è stato un avvicinarsi nel profondo subito. Quando Nadia ha saputo il viaggio drammatico vissuto da David, oggi 29enne, ci dice: ho pensato come facesse a sorridere ancora, come facesse a stare in piedi e a lasciare andare quello che aveva visto sostanzialmente, che aveva vissuto proprio sulla sua pelle. Io non lo so, a me veniva da piangere ogni volta che mi raccontava un frammentino, una piccola briciola di storia, di verità. Nadia e David hanno avuto una figlia di pochi mesi. Gli occhi di David, quando parla di lei, si illuminano. Mi piace lei prima con il mio cuore, anche voglio che lei balla, no? Anche il secondo, quello che lei riesce a fare con il suo cuore e anche il suo talento ci sono dentro di lei.
A lei non mancherà nulla, ci raccontano. Nata da un amore inatteso e improvviso, i loro occhi si incrociano e sorridono. A Nadia, David dedica queste poche ma bellissime parole. Voglio stare con lei tutto il rest of my life, no? Beh, lui mi ha dedicato la canzone, la seconda canzone che è uscita, terza, You're My Superhero, sono io, no, superhero, dico ma grazie. È riuscito a coronare il suo sogno, una piccola goccia di speranza in mezzo ad un mare di disperazione. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo con altri servizi e altre notizie. Rieccoci nuovamente in studio, le 94 candeline dello sceriffo Giancarlo Gentilini, tra nostalgia per la Lega Nord e comprensione per l'apertura a diritti e immigrazione dell'attuale sindaco Conte. Sono 94 anni che non sento, perché l'amore dei miei cittadini mi sorregge e mi dice: signor sindaco, non molli. L'immancabile brindisi nel suo quartier generale, i due mori davanti a Cassugana. Il 3 agosto per Treviso è innanzitutto il compleanno dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini, sceriffo di nome e di fatto, vista la stella puntata alla giacca. Lo festeggiano i suoi fedelissimi, gli amici di sempre e naturalmente il primo cittadino. L'unico difetto è quel numeretto sulla carta d'identità, ma che adesso, guardandolo, lo modificheremo, togliamo almeno 30 anni, perché non è possibile che il nostro sceriffo oggi compia 94 anni. Diritti delle famiglie omogenitoriali, accoglienza diffusa dei migranti. Conte non starà virando un po' troppo verso la sinistra? Ci sono momenti in cui bisogna cambiare un po', basta non vendersi. Io non tollero chi si vende per fare carriera. Se c'è necessità di un accordo va bene, ma non vendersi mai. E di sicuro mai alla sinistra, tuona Gentilini. La sinistra mi hanno massacrato, ma ho sempre vinto. No, non è vero. Ho sempre vinto, ma non mi ha mai massacrato. No, ma Manildo che ha vinto io. Sì, una volta. Ma è stato un errore storico. Questa io la volevo. Se non fosse stata inquinata dalla sinistra, mi andava molto bene dentro nella mia lista. Racconta di avere nostalgia della vecchia Lega, la Lega Nord, lo sceriffo, anche quando abbraccia il coordinatore cittadino di Forza Italia, Giorgio Granello. Questo è stato uno di quelli che hanno portato avanti il credo della vera Lega. Da chi passa per caso a chi lo conosce da sempre, gli auguri più affettuosi. Caro Giancarlo Gentilini, cittadino trevigiano numero 1, tanti auguri di cuore dal tuo Sandro. Gentilini è ormai una figura che non è storica, è attuale, riesce a essere ancora attuale dopo questo tempo. Grazie Gentilini di esserci e di esistere. Lo conosco da 30 anni, è sempre lui inossidabile e ha sempre voglia di dare per la nostra città. Grande Giancarlo. Papa Pio X domani alle 10:30 una messa in cima a Grappa nel 120° anniversario della sua nomina a pontefice presieduta da Monsignor Antonio Guidolin. Un grande giorno di festa per i fedeli di Papa Pio X. Domani infatti sarà il 120° anniversario della sua nomina a pontefice, avvenuta nel lontano 4 agosto 1903. Un giorno tanto atteso che verrà celebrato con una messa in cima a Grappa presieduta da Monsignor Antonio Guidolin della diocesi di Treviso. Se facciamo un passo indietro nel tempo, il 4 agosto ma del 1901 era avvenuta la storica salita a cima a Grappa dell'allora cardinale patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, in groppa una mula bianca, per inaugurare il saccello dedicato alla Madonna. Un appuntamento, quello di domani, che arriva a poche settimane dalla Peregrinazio Corporis. Dal 6 al 15 ottobre, infatti, le spoglie di Papa Pio X torneranno a casa. In questi giorni il comune di Riese si sta preparando per accogliere le centinaia di migliaia di pellegrini attesi. Già pronta la casetta natale, in corso la ristrutturazione del museo e opere anche sul Curiotto. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In primo piano il futuro del Nevegal, siglata ufficialmente la lettera di intenti fra l'amministrazione comunale di Belluno e la società Nevegal 365, parterre istituzionale per la firma dell'atto che impegna Nevegal 365 ad attuare un progetto ambizioso per il rilancio del colle a partire da impiantistica e ricettività. Si svelano gli arcani, d'ora in poi si giocherà a carte scoperte, o almeno questa è l'enunciazione di principio, perché sul Nevegal fino ad ora si sarebbe barato troppo. Il colle, in un territorio baricentrico rispetto alla sede delle prossime Olimpiadi invernali, non sarà alla finestra. Comune di Belluno e i soci di Nevegal 365 questa mattina hanno sottoscritto la lettera di intenti che sancisce una collaborazione duratura e foriera di investimenti a 7 zeri già entro i prossimi 3 anni. Noi siamo davvero onorati di avere questa grande opportunità di portare, diciamo, delle risorse importanti per valorizzare, mettere in valore un'area del territorio bellunese che ha fatto storia. 90 milioni subito, 60 dei quali per l'ammodernamento di tutti gli impianti di risalita prima dell'avvio della stagione invernale 2024, 30 per la scuola alberghiera svizzera, la stessa contattata dall'ex Giunta Prade, e poi l'hotellerie, 4-5 le strutture già individuate per garantire una ricettività a 4 stelle. Noi vogliamo ridare al Nevegal questo splendore, quei servizi importanti di qualità per tutti i cittadini bellunesi del Veneto e perché no anche in una prospettiva internazionale. Al tavolo della sala giunta di Palazzo Rosso con il sindaco, gli assessori Gamba e Roccon, il presidente della provincia Padrin e l'assessore regionale al turismo Caner, la Nevegal 365 ha parlato del suo progetto che guarda avanti per un colle moderno, vivibile e accessibile. Tra i servizi si pensa anche all'apertura di un punto di primo soccorso per un'area che va da Pianlonghi alle Ronce, che ambisce ad offrire ospitalità anche a una clientela extranazionale individuata nell'area dei paesi del Golfo, dell'Asia e dei paesi nordafricani. Un bacino internazionale con investimenti di livello, ha detto l'assessore Federico Caner. Noi abbiamo detto che abbiamo anche dei bandi aperti e che apriremo anche in futuro, dove secondo me la società potrà partecipare per gli investimenti che deve fare sia dal punto di vista alberghiero sia anche per quanto riguarda gli impianti a fune, anche se la partita più grossa l'abbiamo appena chiusa da 20 milioni di euro. Punta avanzata della Nevegal 365 è Camella Iachi, 56 anni, algerino ma veneto d'adozione. La Iachi vive a Pederobba ed è l'imam delle comunità islamiche del Veneto. Per il Nevegal lancia un progetto inclusivo, attento all'ambiente, all'identità e alla storia di questo territorio. 10.000 euro è il capitale della Neo SRL che fra i soci conta altri 3 imprenditori algerini. Top secret i nomi dei fondi europei e internazionali, nota solo la banca svizzera UBS. L'impegno dichiarato è quello della massima trasparenza e della tracciabilità di ogni operazione. Ma per il rilancio del Nevegal bisogna cominciare a garantire subito i servizi primari, l'acqua lo è, e solo da oggi, dopo settimane di disagi causati dalla non potabilità, residenti e turisti possono tornare ad utilizzarla a scopi alimentari e per l'igiene personale. Le proteste in questi giorni sono state numerose. Sartorelli Paola e abito a Ponzano di Treviso. Sono in Nevegal da circa 30 anni all'incirca. Sono veramente stanca perché ho avuto tantissimi disagi col discorso dell'acqua. Uno tra i tantissimi problemi del Nevegal. Dal 24 luglio scorso ad oggi acqua non potabile per le utenze domestiche del Nevegal. Quasi 2 settimane di disagi per chi sul colle vive o trascorre le proprie vacanze. Stamattina l'assessore al Nevegal Franco Roccon così ha spiegato la situazione. La prima non potabilità è adattata 24 di luglio. E si pensava, anche per i lavori che sono stati fatti su, perché adesso hanno sezionato un po' le reti, questo mi spiegava il GSP, quindi hanno fatto un gran lavoro anche per quanto riguarda l'utenza della montagna, quindi quando si lavora a gioco forza si entra nel merito anche della potabilità. Però dico, il 24 c'è stata la prima non potabilità, 3 giorni dopo doveva dare parere positivo perché hanno clonato, in realtà è andato ancora in negativo, è andato in negativo anche fino a ieri e oggi sono in attesa delle
analisi delle cose. Quindi non è che li abbiamo abbandonati. E in effetti, sentito il presidente di BIM GSP, oggi il laboratorio dell'ULSS ha dato il via libera ai parametri dell'acqua che sono rientrati entro i limiti previsti dalla normativa, ma il disagio per turisti e residenti è stato pesante. Paola Sartorelli con il marito Mario Biglio pensano addirittura di vendere la casa. Voglio sapere che batterie c'è nell'acqua, se è un battere, se è qualche cos'altro, se sono infiltrazioni di che tipo. Ho il diritto di sapere quale batterio. Non è solo d'estate, guarda che mi è successo anche in pieno inverno. Abbiamo preso e siamo andati via. Questo sarebbe una bellissima località, tranquilla, accessibile a varie città del Veneto. Io non capisco perché sia un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, tra parentesi, dimenticato dal comune di Belluno. Stamattina proprio l'assessore Rocconi in conferenza stampa ha riferito di aver fatto scaricare davanti alla casa della famiglia Biglio casse d'acqua. Io non ho trovato nessuna cassa d'acqua. Non pretendo le casse d'acqua, io pretendo la correttezza. Ed ora parliamo del caso Safilo. Con una nota inviata in mattinata la società ha espresso il proprio disappunto in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla segretaria della CGIL di Belluno relativamente alla sostenibilità del piano industriale di Novatec. L'azienda ritiene, si legge nel comunicato di Safilo, che i contenuti espressi siano pretestuosi e fuorvianti rispetto ad una realtà che, sulla base delle richieste pervenute ripetutamente negli ultimi mesi in forma unitaria dalle parti sindacali circa una salvaguardia totale dell'occupazione, trova una soluzione per tutti i lavoratori di Longarone, nessuno escluso. Safilo sottolinea lo sforzo effettuato per soddisfare le richieste sindacali. Ciò è ulteriormente confermato, conclude il documento, dall'integrazione salariale al 100% per 2 anni. Portoria, Castello Santo Stefano e Duomo sono i 4 quartieri che domenica 6 agosto in diretta su Antenna 3 si daranno battaglia per la conquista del Palio. Fra tradizione e rievocazione storica a Feltre cresce l'attesa anche per gli eventi che accompagneranno il pubblico al Momento Clou. Tutto inizia il venerdì sera, venerdì 4 agosto, con le cene propiziatorie dei quartieri, un momento in cui appunto i quartieri si ritrovano per augurarsi il meglio per la manifestazione, ma è un momento di grande festa aperto a tutti, anche ai non feltrini. Un appello esteso a tutti, anche agli spettatori invitati ad adottare simbolicamente un quartiere per partecipare ai momenti di festa, perché il Palio di Feltre, che Antenna 3 trasmetterà in diretta domenica 6 agosto, è tradizione, rievocazione storica e svago in un'atmosfera medievale che riporta agli occhi il 1404, l'anno in cui la città si donò alla Serenissima. Sabato i mercatini medievali, nel pomeriggio a partire dalle 3 le attività dedicate ai bambini. Dalle ore 20 alle ore 21 c'è la cerimonia di dedizione, la rievocazione della donazione di Feltre a Venezia, e poi inizia il momento delle gare, la prima gara del tiro con l'arco e la seconda gara della staffetta. Concluderanno la serata lo spettacolo degli sbandieratori Città di Feltre, che quest'anno celebrano 40 anni di storia, e i fuochi d'artificio. È un grande orgoglio pensare al fatto che un'iniziativa che era nata con uno spirito davvero pionieristico nel 1979 abbia poi raggiunto questa importanza per la nostra città e per il nostro territorio, tanto da richiamare spettatori stranieri o da fuori Feltre e da tenere viva tutta la nostra città per l'intero anno. Vi ricordo dunque l'appuntamento da non perdere domenica 6 agosto in diretta dalle 15:30 su Antenna 3 con il Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano, un salto indietro nel 400 con la gara di tiro con l'arco e alla fune e il momento clou della corsa dei cavalli. Tutto rigorosamente in diretta domenica dalle 15:30 su Antenna 3. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo, previsioni per venerdì 4 agosto.
Sul Veneto dal mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, mentre a partire dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Attese nel tardo pomeriggio precipitazioni anche di carattere temporalesco sui rilievi, verso sera in pianura. Temperature in lieve diminuzione con minime comprese tra i 16 e i 21 gradi, massime dai 25 ai 31 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso e durante tutto il corso della giornata a più riprese saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrà essere forte e associato a piogge anche intense. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime intorno ai 22 gradi, massime tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo molto nuvoloso con la possibilità di precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco. Temperature massime in netto calo. Temperature minime intorno ai 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.